Buon pomeriggio, buon fine settimana, bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra trasmissione di approfondimento. Il punto, oggi ci occuperemo praticamente quasi per la maggior parte del tempo di sanità negli aspetti che riguardano la politica, che riguardano appunto la sostituzione in regione del nuovo assessore, anzi dell'assessore alla sanità con un nuovo assessore alla sanità. Daniela Faraoni sostituisce l'assessore Giovanna Volo, che ha cominciato la giunta con Schifani. Parleremo ovviamente di quello che sta succedendo nella sanità in Sicilia, le strutture carenti, deficitarie, problemi gestionali e soprattutto i medici, che poi sono il terminale di una inefficienza ormai capillare in tutta la regione, e vengono anche aggrediti, picchiati selvaggiamente da cittadini che ormai pensano di così sfogare tutta la loro rabbia, tutta la loro frustrazione contro chi invece è messo là solo per aiutare loro e i loro familiari. Ma di questo parleremo oggi. Avremo uno dei pediatri aggrediti al Policlinico di Catania, quindi una testimonianza in diretta all'interno della nostra trasmissione, quindi un'altra testimonianza, come dire, esclusiva. Prima però, l'anteprima della nostra trasmissione è dedicata alla settimana di Totò Calì. Ciao Totò! Eccomi, buona giornata a tutti. Dove sei? Non ti vedo, eccoti qua. Come? No, mi ero preoccupato. Settimana calda questa, no? Anche per i temi, per la sanità. Beh, anche fredda, se vogliamo. Anche fredda, giustamente. Visto che ieri c'è stato il diluvio universale. Che poi quando arrivano queste condizioni meteo, noi tremano tutti, già qualche giorno prima, quindi, e non solo per il freddo. Allora, Totò, che è successo? Vediamo Da come cosa è partiamo? successo, Con che vignetta partiamo? Allora, vediamo se possiamo partiamo proprio con la sanità. La sanità subito, Ecco, vai. Con una sanità avanti Cristo era giusto tornare ai tempi dei faraoni. Faraoni è il nome del nuovo assessore alla sanità, quindi insomma torniamo proprio tantissimi, migliaia di anni indietro. Insomma, chissà com'era la sanità ai tempi degli egizi. Vai, andiamo avanti. Migliore di quella di adesso. Altra vignetta, che è successo qua? Altra vignetta. Dov'è? Aspetta, noi ci stiamo qua. perdendo, eccolo qua. Guerra in corsia. Guerra in corsia. corsia. La famosa striscia di Garza. La famosa striscia di Garza, tanto per restare anche in tema, no? Con i faraoni, insomma, va bene. Anche questa molto, molto carina. Ti stanno ascoltando, io non lo dico, non li faccio neanche vedere gli ospiti che ci saranno dopo, quindi, insomma, che hanno veramente a che fare con la sanità. Quindi vai, prossima vignetta. Prossima vignetta, sempre sulla sanità. Giovanna Volo ha preso il volo. Ha preso il volo. Lascia la sanità, dice, le è pesato lasciare l'assessorato alla sanità? Ma perché ero assessore? Totò, insomma, non si fanno queste cose, noi siamo un po' più corretti. Vai. Prossima vignetta. Ah, questa chi è? Oliviero Toscani. Oliviero Toscani, famoso fotografo dissacrante, iconica alcune sue fotografie. La prima foto di Dio che abbraccia il diavolo. Questa l'aveva fatta più o meno, sì, l'aveva fatta. Poi prossima, credo sia l'ultima. So. Questa è carina, perché, aspetta, qua c'è l'antefatto, un attimo, fermo, perché è uscito Topolino ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, nella giornata dei dialetti è uscito in dialetto catanese, quindi la vignetta è questa. È bellissima. Ecco questo, è su questo. Quindi l'edicola esce Topolino in catanese e c'è Topolino che dice: questa è la prima volta che quando parliamo di Minni non parliamo di te. Questa è stupenda, Totò, veramente questa è molto, come tutte le altre, insomma, questa è molto carina. Finisce? È finita? È l'ultima? È finita. È finita, va bene. Per oggi ho dato. Ok, ci vediamo la prossima settimana, anche la prossima settimana buona continuazione. Argomento tosto anche la prossima settimana, parleremo sempre di sicurezza. Siamo la settimana, poi da qui alla prossima settimana, insomma, quando faremo la prossima trasmissione succederanno di cose, vedrai. Ciao Totò! Buona giornata a te. Allora, prima mandiamo la sigla, poi collegamento subito, finestra con Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, dove c'è Mario Barresi che ci racconta velocemente cosa è successo oggi e poi lasciamo andare anche lui e poi apriremo il capitolo della sanità. Subito dopo la sigla.
Ancora ben trovati. Allora, oggi Agrigento è ufficialmente capitale italiana della cultura 2025. Per i prossimi 365 giorni porterà il vessillo italiano di questa nomina molto importante da parte del Ministero. Oggi c'è stata la presentazione, l'ufficializzazione di questo titolo al Teatro Pirandello di Agrigento, alla presenza del Capo dello Stato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Ministro per la Cultura Alessandro Giuli e poi il Presidente della Regione. Insomma, tutte le istituzioni, i sindaci, insomma, del territorio che hanno voluto partecipare a questa manifestazione. C'era anche il nostro Mario Barresi, inviato della Sicilia, elegantissimo, quirinalizio direi, eccolo qua, che vediamo dal teatro, credo, insomma, più o meno siamo là. Prova a parlare. Sì, sono nell'atrio del Teatro Pirandello, che poi corrisponde anche al Palazzo Municipale. Probabilmente vedrete fra un po' gli operai che stanno smontando tutto, perché è finita questa grande festa iniziale. È stata una giornata importante, perché dopo tutte le polemiche che hanno segnato queste settimane di esordio dell'anno 2025 come capitale della cultura, il discorso di Mattarella, che non era scontato che venisse, non era scontato che parlasse e non era scontato che dicesse quello che ha detto, è stata una scossa. Sostanzialmente ha detto: azzeriamo tutto, Agrigento, ma non soltanto Agrigento, perché ha tirato dentro anche Lampedusa come simbolo di accoglienza e di ultima diciamo avamposto del Mediterraneo. È bella stata questo riferimento ad Agrigento, sì, diciamo, anche sì. un sapore forte, no? Anche politico, secondo me, nel senso più alto del termine, in questo senso. Cioè, ha fatto, Sì, come dire, ha ringraziato Lampedusa e i suoi abitanti per quello che fanno quotidianamente e spesso anche in silenzio. E praticamente ha lanciato la volata alla Sicilia e ad Agrigento. Ha detto che è un territorio che merita questo riconoscimento e che deve vincere questa scommessa. Se noi riportiamo le lancette di pochissimo indietro e torniamo alle polemiche sui cartelli sgrammaticati, a tutto quello che ha accompagnato questa vigilia, compreso, diciamo, l'odore di bitume che ci ha accolto all'ingresso della città, perché praticamente le strade del percorso che doveva fare il Presidente della Repubblica per arrivare al Teatro Pirandello, con un contributo last minute della Regione di 510.000 euro, le hanno asfaltate stanotte. Allora, quindi, Mario, aspetta un attimo, ancora... che nel frattempo, guarda, Sì. io la condisco un poco, così creo anche un po' di attesa. In studio con me ci sono Pierluigi Smilari, medico pediatra del Policlinico, con una storia che ci racconterà tra poco, che ti sta ascoltando. C'è l'avvocato Francesco Siracusano, il collega Antonio Condorelli, qui con noi, per raccontare poi anche per ascoltare te che racconti di Agrigento e capitale della cultura 2025. Devo dire poi anche questa storia, diciamo, raccontiamola anche così con la nostra cifra, anche una passerella di tanti politici regionali che voglio dire, in questi casi vogliono farsi vedere, si vogliono anche accreditare in qualche modo, essere partecipi, protagonisti di questo anno della cultura, perché Agrigento è anche una città complessa dal punto di vista politico. Ogni partito ha, come dire, il suo punto di riferimento, no, Mario, in questa zona? Sì, Agrigento è una città pirandelliana nel vero senso della parola. Ieri il Presidente della Regione ha presieduto un vertice in prefettura dove praticamente le urla si sentivano da 1 chilometro fuori, perché ha fatto una bella strigliata a tutta l'organizzazione. Però nel discorso anche Schifani ha aperto un credito di fiducia nei confronti di questo evento. L'impressione, Luca, è che al di là della sfilata dei politici che c'è stata, non mancava nessuno, c'erano tutti, c'era mezza giunta regionale, c'era il presidente dell'ARS, c'erano tutti i deputati del territorio. E la città sembra non coinvolta da questo evento. Io adesso sono dentro l'atrio del municipio, ma entrando sembrava di stare in un posto che non è capitale della cultura, non c'era nemmeno a livello simbolico un qualcosa che rappresentasse questa cosa. Quindi
secondo me è anche la comunità agrigentina che adesso deve dare prova di essere all'altezza della situazione. Beh, Dopo le parole di Mattarella, l'avvocato siracusano mi chiede: c'era l'acqua? Da oggi in poi non ci sono più l'acqua al bar, sì, però non lo so se hanno le vasche. Ecco, questo probabilmente sì. No, dicevo, hai detto una cosa fondamentalmente corretta. Noi abbiamo presentato qui all'interno della nostra trasmissione il reportage che raccontava tutti i ritardi di questa organizzazione. Adesso è veramente una corsa contro il tempo, perché diciamo, tolto l'abito della festa, tolti le luminarie di oggi che hanno accompagnato la presenza del Presidente della Repubblica, adesso bisognerà, come dire, renderla città della cultura, questa Agrigento, certo, che ha tanto di culturale, però che deve essere poi deve essere fruibile a tutti. Quindi su questo, diciamo, dovranno impegnarsi. Anche perché il rischio finale che si corre è che di tutto quest'anno resterà un cartellone di eventi che può poi piacere o non può piacere, può essere provinciale, può essere all'altezza della situazione, poi lasciamo agli esperti del settore il giudizio, ma che alla fine di questo cartellone di manifestazione non lascia niente. Abbiamo avuto qualche anno fa l'esperienza di Palermo, che invece l'ha saputa cavalcare. Speriamo che adesso Agrigento, diciamo, grazie anche alla benedizione di Mattarella, che sto vedendo nelle immagini all'arrivo a Piazza Pirandello, riesca ad avere la scossa decisiva per risvegliarsi. Tu ci credi? Sono molto santommasiano su questa cosa. L'avvocato Siracusa dice: ma certo, bravo. E il commento a margine tutto siculo, diciamo, di questa vicenda. Allora Mario, siccome so che hai la macchina, diciamo, con il parcheggio a scadenza, e siccome sì, so alle 3 se la portano. Ecco, però devo dire che uno dei problemi di Agrigento è anche il parcheggio, quindi insomma attenzione anche lì, Agrigento, organizziamoci, ci mettiamo tutta la Sicilia in mezzo per rendere questo un non problema per chi dovrà venire ad Agrigento, quindi lo diciamo a tutta la macchina dell'organizzazione. Quindi in bocca al lupo ad Agrigento, certamente un titolo di gran livello. Grazie Mario per questa testimonianza in diretta. Non c'è più nessuno, è finito. No. È finito tutto, cioè non è passato... La festa è finita, gli amici se ne vanno. No, gli amici se ne sono già andati da un bel po'. Esatto. Ciao Mario, ti aspettiamo in studio la prossima settimana. Grazie. Buon pomeriggio. Grazie a Mario Barresi per questo collegamento da Agrigento. Allora, dopo la pubblicità, l'avvocato Francesco Siracusano è qui alla mia destra. Di fronte a me c'è Pierluigi Smilari, eccolo qua, lo inquadriamo adesso. C'è Antonio Condorelli, che vorrei vedere, che ancora non ho visto. Eccolo qua, ciao Antonio. Subito dopo la pubblicità apriamo questa pagina della sanità, partendo proprio da quello che è accaduto al Policlinico di Catania qualche settimana fa. Dopo la pubblicità. Rientriamo in studio, apriamo il capitolo sanità, che è l'argomento principale di questa puntata di oggi de Il Punto. Li abbiamo visti inquadrati prima di andare in pausa, ve li ripresento, gli ospiti in studio da me oggi. Di fronte a me il dottore Pierluigi Smilari, pediatra al Policlinico di Catania, tra l'altro molto noto anche diciamo di questa emittente, perché insieme, no, dottore Smilari, abbiamo raccontato per tanto tempo il Covid, tutto quello che insomma c'è stato dopo il Covid, quindi anche il post-Covid. Mai, devo dire, ci saremmo aspettati di parlare, anzi io mi sarei aspettato, mi ci metto io in prima persona, di un'aggressione vile, questo lo dico prendendomi tutte le responsabilità del caso, a un professionista che stava esercitando il suo lavoro in una struttura pubblica. Con noi c'è anche l'avvocato Francesco Siracusano che assiste il dottore Smilari, perché oggi io guardo tutte e due, l'assistenza legale in questi casi diventa quasi fondamentale per tutelare se stessi e per tutelare la propria professione. Avvocato, intanto
su questo aspetto io vorrei che dicesse qualcosa lei, perché veramente noi assistiamo ogni giorno, o praticamente quasi ogni giorno, a medici, professionisti della sanità aggrediti. Ogni volta che chiediamo a loro di parlare diventa difficile, perché loro stessi hanno paura di subire non solo ritorsioni dai loro aggressori, che magari spesso sono a piede libero, ma anche dalle strutture dove lavorano. Vogliono vogliono salvaguardare il proprio posto di lavoro. Tutti ci dicono: guardi, noi abbiamo paura che qualcuno poi ci mandi a casa. Veda, l'avvocato non dovrebbe stare qua. L'avvocato non ha come ruolo quello di assistere un medico aggredito nell'esercizio della propria attività. L'avvocato necessariamente, Smilari, si è rivolto a me, ma io posso unicamente tutelarlo in una vicenda processuale, all'interno del processo. I medici che vengono aggrediti, prima ancora di rivolgersi alla magistratura e alle forze dell'ordine, dovrebbero essere tutelati dalla struttura presso la quale lavorano. Vedete, c'è un livello di prevenzione che dovrebbe servire a evitare poi l'intervento dell'avvocato, del magistrato, dei carabinieri. E tutto questo non accade. E io sono dispiaciuto di essere qua, come avvocato e soprattutto come cittadino. Allora, Pierluigi Smilari, raccontiamo un po' quello che è successo a lei, che poi è quello che succede spesso in corsia, negli ospedali. Abbiamo anche per esperienza, no, imparato a conoscere questo tipo di aggressioni da parte di cittadini che poi restano ignoti fino a quando non vengono perseguitati dalle forze dell'ordine, soprattutto nel pronto soccorso. Ci siamo stupiti doppiamente questa volta che sia successo in un ospedale, ovviamente pubblico, così importante di Catania, che è il Policlinico, ma soprattutto in un reparto che ospita i bambini, perché la pediatria ospita bambini, i ricoverati sono i piccoli pazienti. Dottore Smilari, intanto come sta? Bene, ci riprendiamo pian pianino. L'umore non va ancora tanto bene, però dal punto di vista fisico siamo forti. Il problema è che è auspicabile questo, perché io ho segnalato più volte ai miei dirigenti superiori il fatto che noi avessimo in reparto già le aggressioni verbali, che sono giornaliere, più volte al giorno. Aggressioni verbali, fra altre cose, su contenuti futili e stupidi, perché ormai il medico è Google, ormai il medico è la vicina di casa, ormai le persone pretendono che in un reparto, in una stanza con 2 posti letto, ci possono stare 6-7 persone H24, ma questo non va bene. È normale che il giorno di Natale, quando io ho fatto la notte il 31, nel corridoio divisorio della mia stanza da letto, con l'utile del Policlinico, Capodanno, mi scusi, hanno sparato i mortaretti. Perciò non è terra di nessuno. Io non è che io vorrei essere protetto allo stesso modo come i vertici sono protetti dal vigilante messo in guardiola, che chiede chi è che va dove non va, perché questi signori si sono permessi intanto di entrare con diversi ciclomotori sino all'ingresso del padiglione, di salire e di arrivare davanti alla porta dell'ingresso, dove io non mi sarei mai aspettato un'aggressione tale. Allora, raccontiamola bene questa cosa. Ha un pregresso, un precedente? L'aggressione è avvenuta il 31. L'aggressione è avvenuta il 3. Il 3, alle 15:30. Il 3 alle 15:30, perfetto. È avvenuta l'aggressione da parte di persone che non erano sicuramente conosciute a me, perché erano persone... Quindi non erano persone che... Mai visti, non sapevano chi erano persone forse chiamati qualcun altro, non so da chi, comunque sono presentati davanti all'ingresso della porta, hanno chiamato a me. Il professore Pavone mi ha seguito perché aveva visto da lontano i soggetti e là poi è successo un parapiglia. Quale sia la reale motivazione perché questi signori sono venuti? Un attimo, restiamo sull'aggressione. Cioè, questi si sono presentati, cos'erano? Due ragazzini? Sì, giovanissimi. 2 ragazzini. Massimo 20 anni. Massimo 20 anni. Si sono presentati alla porta chiedendo del dottore Smilari. Dov'è il dottore Smilari? Sì, io sono arrivato, appena io ho aperto la porta e sono uscito, prima mi è stato chiesto
cos'è che hai chiesto, cos'è che ha detto a mio cugino, non so chi era suo cugino. Dopodiché mi ha dato un pugno, io sono caduto, mentre ero a terra mi è arrivata una fortissima pedata sul viso, infatti ho una frattura del setto nasale, che per fortuna non deve essere corretta chirurgicamente, però c'ho. La cosa brutta è l'amaro in bocca. L'amaro in bocca perché io dopo 30 anni non ho fatto il medico perché avevo cose in cambio, un primariato, però sicuramente di essere tutelato sì. Tutelato perché non può essere che quello che è successo a me, se fosse successo a una specializzanda che vengono da noi, ne abbiamo che 6, 7, 8 ragazze, bravissime, fosse successo a una ragazzina di 24-25 anni, io non so come sarebbe andata a finire. E questo bisogna prendersene atto e cura e conto. Ormai le parole stanno a zero. Altrimenti cosa dobbiamo aspettare il morto? Allora aspettiamo il morto, ci mettiamo là e aspettiamo il morto. Dottore Sminari, c'è stato però come dire, un precedente, no? Un avviso di questa aggressione secondo lei prima? Prima del giorno 3? Siccome è all'ordine del giorno, anche se dei genitori possono inveire contro di me, siccome all'ordine del giorno, io non potevo mai pensare che poi venivano la fanteria, perché è all'ordine del giorno che a noi ci insultano. Ma ci insultano per cose che poi per altre cose loro non sanno neanche qual è il lavoro. Ma che cosa vi chiedo? Cioè, che cosa volevano in questo tutto, caso? Perché Nel anche caso se di loro ne hanno idea, vogliono fatta la risonanza. La risonanza non sono io a farla. L'elettroencefalogramma non sono io a farlo. La consulenza neuropsichiatrica non sono io a farlo. Io chiamo al servizio e il servizio mi dà la data. Poi che succede? La dobbiamo comunicare noi poi. I genitori davanti hanno a noi. L'avamposto della pediatria sono i medici che fanno il reparto, non sono i servizi. Vanno a spiegare tu a un genitore, giustamente, perché l'ansia del bambino, del figliolo è una cosa normale, che c'è un esame che si fa in tale data, in tale data, in tale data. E questa è una cosa che bisogna sistemare se vogliamo vivere felici e contenti. Fare altre cose noi altri forniamo un servizio che è ottimo, perché la clinica pediatrica non è conosciuta solo in Sicilia, ma in tutta l'Italia, la clinica pediatrica dell'Università di Catania. Non c'è una cartella dove non ci sia un protocollo stampato e messo dentro la cartella, per cui quello che facciamo qua è la stessa cosa che abbiamo fatto al MEI, al Gaslini o a San Raffaele di Milano. E questo sono i risultati. Insensata, diciamo, ancora di più, risulta ancora di più insensata questa aggressione. Avvocato, prego. Siccome noi abbiamo reso dichiarazioni, un lungo interrogatorio ai carabinieri, ricostruendo nel dettaglio la vicenda, e siccome ci sono indagini in corso, anche in relazione alle ragioni dell'aggressione, è opportuno che Sminari in questa fase investigativa, durante questa fase investigativa, si limiti a raccontare semplicemente l'aggressione. Il Policlinico che è stato accanto in questi momenti, diciamo, dall'inizio alla fine di questa vicenda? Il direttore sanitario e il direttore generale hanno chiamato e hanno detto che si sarebbero costituiti parti civili. Lo sai che mi è stato accanto? Le persone più inaspettate. Mi è stato accanto la Società Italiana di Pediatria con la dottoressa Antonella Di Stefano, l'Ordine dei Medici, gli amici, i colleghi, mi sono stati vicinissimi tutti. Non vorrei che questo rimanga, ribadisco, un buco nell'acqua, perché adesso siamo arrivati, perché la prossima volta si parlerà di un decesso. Allora, dottore Sminari, io lo dico per i nostri telespettatori, il dottore Sminari è persona conosciutissima, diciamo, nell'ambiente ospedaliero, è conosciutissimo perché l'ha detto lui, da 30 anni fa questa professione, e quindi insomma molti genitori e i figli di questi genitori, poi diventati grandi, addirittura portano i figli dal dottore Sminari, quindi insomma è una persona a cui vogliono bene tutti, lo vedete anche qua in maniera abbastanza come dire, genuina si mostra, e la sua, dottore, come dire, ho detto, no, è una battaglia di testimonianza, perché attenzione, sì, dice, perché io sto parlando, cioè io mi prendo la responsabilità perché sono per Luigi Sminari e non ho paura, diciamo. Però questa è una battaglia di testimonianza, cioè, non si può, cosa chiede ai cittadini, insomma, ci vogliono i fatti. Dopo di noi ci saranno un sacco di politici, la politica come può aiutare? Infatti, perché è normale, altrimenti nessuno più andrà a lavorare in ospedale.
andranno tutti a fare il privato, perché giustamente un ragazzo che assiste e vede il dottore Smirari in faccia tutto sporco di sangue, dice: ma a me chi me lo fa fare? A venire a lavorare qua per 2 lire, questo è un bello stipendio, poi a venire a lavorare con il rischio di essere così colpito. Lo lasciano. E hanno ragione. Antonio Condorelli. Solidarietà al dottore, solidarietà anche agli altri medici che anche di recente sono stati aggrediti. C'è una dottoressa aggredita a Biancavilla. Io ho raccontato cosa succede in questi pronto soccorso più volte, ci sono stato di notte e di giorno. Devo dirvi che è veramente disarmante all'idea che in strutture sanitarie, nel sistema sanitario, dove ogni anno Antonio, questo non era però il pronto soccorso. Io vorrei che questo fosse chiaro anche ai nostri telespettatori, perché il pronto soccorso È un porto di mare, non è giustificabile, però in qualche modo è comprensibile la rabbia di chi aspetta 8-12 ore per avere cura per i propri familiari, per chi vede un proprio caro disteso sulla barella in attesa di soccorsi. Là veramente può scoccare qualcosa. Nel reparto non è tollerabile. Cioè qui, in questo caso, dal dottore Smirari sono saliti un comando, un branco, chiamateli come volete, lo hanno cercato, aspettato, e appena è uscito è stato pestato violentemente. C'è una cosa che in una società civile non è assolutamente tollerabile. Dottore, avvocato, insomma. Esatto, consideriamo una cosa, che praticamente chiunque può entrare, questo è un dato di fatto, chiunque può entrare, chiunque può salire. Allora, quando si riesce ad arrivare a stretto contatto col medico, che è l'unica persona che viene individuata come possibile colpevole da queste persone che sono, in questo caso dei delinquenti, ma molto spesso sono ancora più pericolose anche delle persone normali che sono esagitate, in stato di alterazione. Noi non possiamo pensare che oggi sia possibile mettere in campo un sistema sanitario in cui il primo contatto è il medico, senza nessun filtro, senza nessuna guardia giurata, senza nessuno psicologo, senza nessuno specialista. Ecco, queste persone vanno dal medico. Allora il medico è il punto di contatto di tutto un sistema sanitario, non solo nei confronti di persone normali che attendono una prestazione, ma anche di delinquenti. Quindi senza filtri, dice l'avvocato. Io, avvocato, lei insomma adesso avrete prodotto insomma anche documenti, cose eccetera. Sembrerebbe, è stato scritto su tutti i giornali, diciamo, che in questo reparto, così come negli altri reparti del Policlinico, non ci siano le telecamere, che in questo caso sarebbero stati fondamentali quantomeno per individuare gli autori del gesto, e poi ovviamente scoprire la modalità, la dinamica, insomma le motivazioni. Dottore, tutto questo rientra nel tema delle indagini che sta svolgendo la Procura e che ha delegato i carabinieri per verificare l'esistenza o meno di un sistema di videosorveglianza. Le telecamere si vedono però, insomma, se ci sono. Dico, ci sono, non è il difensore che deve il verificare. dottore Smirari lo possiamo chiedere. Certo. Cosa vuole sapere delle telecamere? Se ci sono le telecamere. Guardi, io le telecamere sono la negazione intanto. Come questo, le telecamere sicuramente all'ingresso e all'uscita del Policlinico ci sono. E sono. Lei deve pensare che l'altro giorno i carabinieri, dopo 4 giorni della mia aggressione, in Borghese sono saliti, non sono stati fermati sotto, malgrado fosse successo quello che era successo, sono riusciti ad entrare in reparto. Quindi solo 4 giorni dopo? Solo 4 giorni dopo, 2 in Borghese, due carabinieri, i quali erano sconvolti perché fanno parte della caserma di San Nullo. Dice: ma come mai dopo quello che è successo non sono stati posti rimedi urgenti? E non so, questo io non lo so. Io so fare il medico, so toccare una pancia, so mettere un fonendo nel cuore, però non mi sembra che questa qua sia una... Io non l'ho detto, l'ha ricordato poco fa velocemente anche il dottore Smirari. In questa aggressione è stato coinvolto anche un suo collega, il professore Piero Pavone, che ha perso 2 denti. Sì, ha perso 2 denti. Che ha perso 2 denti per difenderla, insomma, perché certo. in quel momento ovviamente concitato si è messo in mezzo e ha preso botte pure lui. Quindi solidarietà ovviamente anche al professore Pavone. E il tema però è sempre quello: che cosa chiedete voi medici, insomma, al di là del reparto? Cioè io Serenità. Serenità, io voglio lavorare tranquillo, io non posso sedermi con i ragazzi a fare un briefing ed essere insultato da persone che, mi dispiace, in cui c'è un abbandono scolastico che è una cosa incredibile. Non vogliono andare più nessuno a scuola, ormai hanno tutti quanti il telefonino, però cose che vengono ripetute 300 volte, queste persone poi non so cosa scatta nel loro cervello e si impuntano cercando delle loro spiegazioni nella malattia del proprio figlio, che poi non c'è. Antonio.
La situazione, purtroppo le richieste del medico sono le stesse richieste che già sono state fatte in precedenza da altri medici. Allora, se non si interviene in modo sostanziale, noi ci ritroveremo a raccontare questi fatti. Ricordiamoci che a Catania sono avvenuti stupri, aggressioni, ci sono le guardie mediche che sono terre di frontiera, i reparti, nei reparti ci sono malati, ci possono essere vendette. Cioè, non può funzionare così una sanità, dove tra l'altro ci sono poi anche degli elementi che aggravano lo stato di tensione delle persone. Che da un lato il disagio personale di moltissimi che vedono nei pronto soccorso, nei reparti, il primo punto d'accesso a un sistema sanitario. Si può chiedere, secondo voi, la polizia in ospedale? Perché le guardie giurate, insomma, Nel sembra... pronto soccorso sì, e c'è il presidio, il posto di polizia. Nel singolo reparto è impensabile che le forze dell'ordine stiano a presidiare l'ingresso dei reparti ospedalieri. Lì c'è la vigilanza privata delle strutture La sanitarie. polizia non controlla gli accessi, la chiaro. polizia è lì Quindi per le denunce di in questo caso, giudiziaria. sì. Allora, in questo caso in un Ma sistema... comunque rappresenta un presidio di legalità all'interno del pronto I soccorso. vigilantes sono assunti come portieri, infatti molti non sono armati. E allora mettiamoci vigilantes all'ingresso. Dici, scusi, lei dove sta andando? Scusi, lei perché viene? Vado a fare la visita. Non venite in 12 a fare una visita. Fra le altre cose, queste persone si dovrebbero vergognare solo per le persone, per i bambini che abbiamo ricoverato nel reparto. Noi abbiamo un'encefalite di Rasmussen, che è 5 mesi che è ricoverata, abbiamo una bambina con versamento pericardico, una grave malattia autoimmune, e questi che fanno? Non sono bambini che stanno male, e poi i genitori non sono comportati così. Senta, dottore, lei ovviamente saprà, diciamo, i parenti di chi erano, cioè, Vabbè, insomma, sì, no, ok. questo, insomma, si è presentato, perché comunque poi il piccolo paziente è rimasto là in Ma loro ospedale, non possono, si sono no. presentati, si è presentato ovviamente qualcuno, che ne so, i genitori di questa, No, piccola... assolutamente Cioè, hanno lasciato il bambino, la bambina lì in reparto senza, Sì, è rimasta in reparto sino al giorno 9, se non sbaglio. senza nessuno, cioè No, qualcuno con la sa- madre, con la madre. con la madre, Domanda secca al dottore. che ovviamente, scusa Antonio, Chi? che ovviamente non sapeva... Non conosceva neanche chi erano stati i miei aggressori. Diceva, non so chi sono. Antonio, prego. Domanda secca al dottore. Che atmosfera si respira nel suo reparto e negli altri reparti ogni giorno? Tu non vai in reparto Siamo da tanti stanchi. giorni. ma- Siamo stanchi perché non siamo ascoltati. Perché ci sentiamo un po' soli. Io sono lì per fare, io sono una persona per bene, io sono lì per lavorare, non sono per fare il punchball. E avete paura di andare a lavorare. E aver paura di andare a lavorare o aver paura che quello che è successo a me, ribadisco, succedeva a una ragazzina che poteva essere mia figlia, sua figlia di 24-25 anni, mi fa ancora più paura. Io vi faccio notare una cosa, scusami Luca, voglio fare notare una cosa e magari queste immagini dovrebbero girare. Noi abbiamo un professionista specchiato, quasi con le lacrime agli occhi, che è stato massacrato insieme al suo assistente. Ecco, questo è il volto della sanità reale. Ecco, queste sono immagini che dovrebbero girare, proprio la commozione di questo professionista specchiato, amato da tutti i catanesi, che è lasciato lì a bersaglio di delinquenti, e come lui tantissimi altri dottori. Queste sono immagini che dovrebbero girare. Avvocato, veniamo alla vicenda giudiziaria, perché ovviamente è stata sporta denuncia, si stanno facendo le indagini. No, non abbiamo sporto denunzia. Che è successo? Sono reati tutti procedibili d'ufficio. Quindi adesso cosa... Cioè, Dopo i 30 giorni. No. Reati tutti procedibili d'ufficio. Sono reati particolarmente gravi, previsti con pene estremamente elevate. E la competenza è del Tribunale e le indagini si svolgono d'ufficio. Ancora i responsabili... C'è un procuratore aggiunto che si sta occupando, il dottore Scavone, che voglio ringraziare per l'attenzione e l'impegno in questa vicenda. C'è una delega ai carabinieri che si stanno muovendo in modo molto incisivo e determinato. Attendiamo notizie. Dal punto di vista delle indagini non possiamo dire, Niente, non possiamo dire più di altro. Ripeto, il dottore Smirari è stato interrogato, anche il professore Pavone è stato interrogato, perché Pavone è nella duplice veste di persona informata dei fatti e persona offesa e ha raccontato meglio di Smirari le dinamiche dell'aggressione, perché Smirari a un certo punto cade a terra, viene colpito al viso dai calci e quindi non può vedere
tutto quello che accade intorno. Pavone invece, che interviene in soccorso dei Smilari, ha un quadro della situazione più completo davanti a sé. Allora, speriamo bene, insomma, che vengano assicurati alla giustizia questi criminali, perché, dottore Smilari, io veramente non ho altre parole per definire. Noi siamo più forti. Questi vigliacchi. Lei, mi raccomando, continui. Noi siamo più forti. Continui. L'unica cosa che voglio la diapositiva della striscia di Gaza. Della striscia di Garza, Di quella che ha Garza? fatto vedere Sì. la vignetta di Totò Calisto. Dottore, loro sono più forti, perché io, dopo il fatto che è stato il 3 gennaio, l'indomani sono stato l'intera giornata a casa del dottore Smilari ed è stato impressionante il numero di telefonate, messaggi, di attestati di stima e solidarietà che provenivano dalle parti più disparate della società, forze dell'ordine, colleghi medici, professori universitari, semplici cittadini che avevano avuto il figlio curato dal dottore Smilari. È stato impressionante, senza sosta ha squillato il telefonino del dottore. E questo ci fa piacere. Dottore, allora li rassicuri lei, i suoi pazienti, i suoi piccoli pazienti, ma anche tutti i genitori. Tutti. Come sta Smilari? Stiamo bene, stiamo benissimo e non vedo l'ora di tornare a lavorare. Va bene, allora io ringrazio il dottore Pierluigi Smilari per questa testimonianza che ha reso qui alla nostra trasmissione. Il punto, grazie all'avvocato Francesco Siracusano. Dottore Smilari, dopo le dicevo ci saranno un sacco di politici che parleranno di sanità. Cosa chiede? Qual è la richiesta sua, dei medici? Allora, intanto facciamo così. Basta questo numero chiuso della facoltà di medicina, non facciamo fare i soldi alle scuole private. Medicina, molte persone che vincono questi test, io ve lo posso mettere per iscritto, poi non sono dei bravi medici. Facciamo entrare tutti in medicina, poi si fa un esame ogni 6 mesi e si vede come che vanno. Però la medicina deve essere aperta a tutti. Perché ci sono le intelligenze che sono varie, ci sono le intelligenze particolarmente scolastiche, ci sono le intelligenze vivaci, ci sono le intelligenze sul campo, ci sono le intelligenze a cui piace la puzza del malato. Non quella che c'era da Agrigento. No, non quella da Agrigento no. Non quella che c'era da Agrigento no. Grazie, dottor Pierluigi Smilari, grazie Gilberto. a Francesco Siracusano. Noi andiamo in pubblicità, poi la sanità con gli occhi della politica, subito dopo. Rientriamo all'interno della nostra trasmissione di oggi, la sanità. Abbiamo sentito la testimonianza davvero toccante del dottor Pierluigi Smilari, che ha raccontato, insomma, la sua aggressione al Policlinico di Catania all'inizio di gennaio, quindi qualche settimana fa. Insomma, davvero è quello che succede, quello che è successo al dottor Pierluigi Smilari, le aggressioni in corsia sono ormai all'ordine del giorno, ne registriamo tante ogni settimana. L'ultima, fino a qualche giorno fa, sempre al Policlinico, questa volta al pronto soccorso, aggredito e pestato un infermiere che stava difendendo una dottoressa che nel frattempo era stata aggredita da una paziente in attesa al pronto soccorso. Questo sistema, così com'è, certamente non va più bene, crea disaffezione da parte degli utenti che non riescono ad avere più dei professionisti, diciamo, che si dedichino a loro, preparati in qualche modo, perché ormai la sanità pubblica si sta spopolando. Ci sono ovviamente tutti i problemi legati anche alle strutture. In Sicilia c'è stato negli ultimi giorni anche il cambio di un assessore, le accuse all'assessore che è andato via, l'assessore dimissionario, erano praticamente quello di essere assenti, diciamo, da ogni argomento che riguardava la sanità. Al suo posto è stata nominata, ma non ha preso ancora possesso del suo assessorato, Daniela Faraoni. Vedremo se cambierà qualcosa. Allora io vi presento gli ospiti di questa seconda parte della nostra trasmissione. Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito Democratico e deputato alla Camera per il Partito Democratico. Francesco Ciancitto. Buonasera a tutti. Buon pomeriggio Barbagallo, buon pomeriggio a Francesco Ciancitto, deputato alla Camera di Fratelli d'Italia. Buonasera. Dovremmo avere Gianfranco Miccichè dall'ARS, diciamo, da Palermo, capogruppo del gruppo misto alla regione, e dovremmo tra un po' collegare anche Davide Faraone, deputato alla Camera di Italia Viva. Con noi è rimasto Antonio Condorelli. Allora, intanto nel frattempo, mentre mettiamo in collegamento gli altri ospiti, Ciancitto e Barbagallo, abbiamo Miccichè che vedo qua. Buonasera Miccichè.
Buonasera a tutti. Buonasera Micciche. Allora, Ciancitto e Barbagallo, avete sentito il racconto, la testimonianza insomma di Pierluigi Smilari? È come dire, un'intervista veramente in questo caso di testimonianza per raccontare che negli ospedali siciliani, ma in generale negli ospedali in Italia certamente i medici non stanno vivendo, i medici e il personale sanitario non sta vivendo certamente un bel periodo. Ciancitto. Ma diciamo che Lei tra l'altro è un collega, un medico, quindi insomma... va ricostruito il rapporto fra paziente, cittadino e medico, che nell'ultimo periodo è un rapporto che si è distrutto, non è più quello di una volta il paziente o il cittadino aveva rispetto nei confronti del medico, oggi questo non accade più, non accade perché c'è un problema sia fondamentale anche di sindacati, di associazioni di pazienti che cercano la denuncia facile per il medico e tutto. Tant'è vero che uno dei problemi fondamentali per cui non si trovano medici per le aree di urgenza ed emergenza è quello del rischio della denuncia penale. Tante cose sono state fatte dal governo da questo punto di vista. Nel decreto legge bolletta è stato inserito il procedimento d'ufficio nei confronti di chi commette reati contro i professionisti dell'area medica. È stata aumentata la pena, come diceva poc'anzi l'avvocato siracusano, oggi chi aggredisce un infermiere o un medico rischia da 2 a 5 anni, quindi è stata notevolmente aumentata la pena di reclusione. Non solo questo, ma nel decreto legge che è stato approvato all'unanimità dalle due Camere, sia dalla Camera che dal Senato, è stato inserita si procede d'ufficio nei confronti di chi aggredisce un medico o un infermiere, e anche se il fatto non è più in flagranza di reato immediata, ma anche in flagranza successiva, quindi se il reato accade successivamente. Quindi una serie di azioni sono state messe, ma la cosa fondamentale da fare è quella di ricostruire il rapporto tra il medico e il cittadino, e in questo è un percorso che dobbiamo coinvolgere tutti. Oggi veramente io ripeto, questa testimonianza mi ha veramente colpito, perché quello non era un pronto soccorso, era un reparto di pediatria, insomma, dove ci stanno piccoli pazienti. Io capisco i genitori, insomma, che a volte tendono ad accalorarsi, però insomma non si può aggredire un medico, non è giustificabile in alcun modo quello che è successo al dottore Smilari. Barbagallo, voi col Partito Democratico avete fatto anche le ispezioni negli ospedali di tutta la Sicilia per capire cosa sta succedendo. La stessa cosa ha fatto Davide Faraone in proprio in giro per la Sicilia. Benvenuto Faraone. Insomma, quella della sanità è certamente un tema che sta scoppiando, sta esplodendo nelle mani della politica. Ma la situazione è difficile in tutta Italia, ma in Sicilia è veramente grave. Non servivano le ispezioni dell'ultimo periodo per capire a che livello ormai siamo arrivati. Insomma, l'aria che tira si respira ogni giorno, dai ritardi nelle liste d'attesa all'inadeguatezza della medicina territoriale, all'inadeguatezza di alcuni servizi e di alcune funzioni sanitarie nelle aree interne. Insomma, la situazione è grave, però noi francamente non pensiamo che si migliora la situazione inasprendo le pene nei confronti di coloro che aggrediscono i medici. La situazione è grave, serve, in questo ha ragione Ciancitto, lavorare a una nuova dimensione fra medico e paziente. Speriamo che le case di comunità da questo punto di vista possano incidere, però c'è un'inadeguatezza della gestione della sanità in Sicilia che è sotto gli occhi di tutti. L'assessore Volo ha pagato, come spesso accade in politica e anche nella vita, ha pagato per tutti. Io credo che dietro le dimissioni della Volo c'è una evidente inadeguatezza del centrodestra a tutti i livelli, e dovremmo iniziare a parlare anche, non soltanto della crisi, delle critiche, delle difficoltà, anche come iniziamo a risolvere questi problemi, perché insomma l'impressione vera è che Schifani e la sua giunta da questo punto di vista non hanno neanche un'idea di come migliorare la condizione della sanità in Sicilia. Allora, Micciche, insomma, ha fatto riferimento all'assessore Volo, Barbagallo... Oggi con Micciche non andiamo d'accordo, c'è Milan-Juventus, quindi... No, però diciamo, Micciche in questo caso... è venuto senza maglia. Oggi gioca la Juve, no? Sì, diciamo, però questo è un altro tema. Micciche, diciamo, lei sull'assessore, sul nuovo assessore, diciamo, può testimoniarci certamente qualcosa. Lei conosce Daniela Faraoni, tra l'altro è stato lei a spendersi anche per il suo nome in passato per un ruolo apicale nella pubblica amministrazione, quindi insomma che cosa cambia secondo lei tra il prima e il dopo? Allora, intanto chiariamo una cosa. Io ho conosciuto
Faraoni 7 anni fa, quando diventò il direttore dell'ASP di Palermo, e ho scoperto una persona certamente valida. L'avevo suggerita all'inizio di questa legislatura al presidente Schifani. Nella nomina attuale vorrei precisare che non c'entro assolutamente nulla. Ho saputo della Faraoni mentre ero a terra, quando sono atterrato da Milano a Palermo, un passeggero mi ha detto: "A me hanno fatto la Faraoni". Io ho fatto il cretino, ho fatto finta che lo sapevo, ho detto: "Ah sì, già l'hanno fatta", ma non avevo idea di che cosa stessero facendo. Però la conosce, insomma, sa di chi stiamo parlando, insomma, no? Ecco, allora, da questo punto di vista, certamente posso dire che è una brava e che è forse necessario un po' più politica del lavoro, perché il lavoro non è che, io non so se abbia saputo gestire le cose della sanità o meno, sicuramente ha avuto grossi problemi nella gestione dei rapporti con l'Aula, col Parlamento, per cui è evidente che gli mancava una base politica che per un assessore è obbligatorio, è necessario. Io sono uno di quelli convinti che gli assessori dovrebbero essere tutti politici, i tecnici servono per mettere in pratica quello che l'assessore decide e non il contrario. Ma questa è una mia idea. Però sicuramente la situazione sanitaria in Sicilia rispetto a 20 anni fa è migliorata, ma rispetto alle altre regioni d'Italia certamente non è messa bene. Si possono fare tante cose, io spero che la Faraoni, che è molto esperta, che conosce bene tutto il settore, conosce bene veramente tutti i reparti, possa essere brava. Lo spero, lo valuteremo, ecco, vedremo nel giro di insomma, di non compriamo mese a scatola chiusa, perché insomma non è il risultato, spesso non è il risultato poi in Sicilia. No, Faraone. ripeto, io continuo a dire che l'assessore dovrebbe essere politico, perché quindi non un fare tecnico. Si sta candidando a fare l'assessore. se chiudere un ospedale o meno, se rafforzare un ospedale, non può essere una scelta tecnica, deve essere una scelta squisitamente politica. Poi il direttore, il dirigente dell'assessorato mette in pratica quelle che sono le scelte politiche. Per cui questa continua scelta di tecnici è un qualcosa che mi lascia abbastanza perplesso, però insomma io ho fiducia nella Faraoni e spero che faccia bene. Davide Faraone, qua ce n'è uno solo, pochi Faraoni, lasciamo i Faraoni. È molto meno della Faraoni, perché è uno solo. È uno solo, però insomma si sbraccia, si dà da fare, insomma anche lui come dire, si scommette. Sì, ciao Davide. Ciao Gianfranco, buongiorno a tutti. Allora, Faraone, lei su questa storia della sanità, insomma, ci è entrato dentro con tutti e due i piedi, perché si è speso, anche lei ha visto, è andato a toccare con mano le inefficienze, tra l'altro anche di quell'ospedale che è il Villa Sofia, dove si sono registrate tutte le criticità che poi sono costate diciamo il posto probabilmente, o comunque è stata l'ultima spinta, l'ultima spallata alla volo, no? Cioè quelle inefficienze dell'ospedale Villa Sofia. Lo ricordo per i nostri telespettatori: nel giorno di Capodanno il tecnico, il direttore Iacolino è andato a vedere cosa stesse succedendo, poi hanno formulato una relazione presentata al Presidente della Regione, dove si evidenziavano moltissime inefficienze gestionali proprio in quell'ospedale, nel quale si sono registrate le morti e diciamo dei reparti insomma che non funzionavano totalmente. Faraone. No, perdonami, io purtroppo devo dire che la situazione che c'è a Villa Sofia è una situazione generalizzata. Io ho girato i pronto soccorso di tutta la Sicilia, anche lì a Catania, ospedale San Marco, Cireale, l'ospedale Cervello, il Civico, sono stato ad Agrigento, Siracusa, Caltanissetta, e la situazione di Villa Sofia è la situazione che si può registrare nell'80% dei casi. Per cui il tema qui non è soltanto un pronto soccorso, il sopralluogo fatto da Schifani, soltanto a seguito di una denuncia da parte nostra, perché altrimenti non avrebbe mai fatto quel sopralluogo, ma è la gestione generalizzata del sistema sanitario siciliano che non va bene. Per cui benissimo che sia andata via la Volo,
ma se togli il disastro per mettere il vice disastro, e cioè colei che ha diretto finora l'ASP più grande della Sicilia, o per promuovere magari in quell'ASP l'altro vice disastro che è Iacolino, che è bella sta storia che fa la relazione e poi a seguito della relazione viene rimosso il responsabile del pronto soccorso, ma lì il problema è Iacolino. Iacolino ha fatto finora l'assessore ombra e ha gestito non soltanto sul tema di pronto soccorso, ma su tutto il tema del piano di rientro, perché se non si fanno investimenti in Sicilia è perché non siamo fuori dal piano di rientro e nessuno di loro è andato a Roma a trattare col ministro come si esce dopo 18 anni dal piano di rientro, perché o siamo in fallimento e siamo commissariati o stiamo bene, ma il piano di rientro per 18 anni è una cosa scellerata. Ora, Faraone, le dico, io non mi faccia fare la difesa d'ufficio di Iacolino perché non c'è, diciamo, però si è insediato relativamente dopo, anche rispetto all'assessore, e ha preso in mano la situazione. Probabilmente è vero quello che si dice. Ma è meglio che non la prenda, ma ti assicuro che è meglio che non fa nulla e che va a casa. La Volo è questo gioco delle 3 carte che sta facendo Schifani, per cui toglie la Volo, che poverina era un cartonato, cioè non gestiva nulla, quindi hanno tolto quello che non gestiva nulla e andava mandata a casa perché non gestiva nulla, e hanno tenuto e promosso coloro che sono i responsabili veri del disastro. Quindi io alla fine, siccome Schifani non ha il coraggio di fare quello che dovrebbe fare, e cioè azzerare manager, prendere un assessore alla Bertolaso e metterlo a gestire la sanità, perché è bastato andare a parlare con Colletti e Colletti gli ha detto: ma hai chiesto il permesso a Cuffaro perché io posso andare via? E a quel punto Schifani ha fatto un passo indietro e Colletti è rimasto al suo posto, nonostante è lui che ha gestito quella situazione e quel pronto soccorso in quel modo. In più, non so se state seguendo la vicenda della sanità accreditata e convenzionata, cioè la sanità che svolge il compito del pubblico pur essendo una sanità privata. Gli stanno tagliando col nuovo nomenclatore, con le tariffe, ma gli questo non è stanno così, tagliando bisogna dire tutta la risorse verità e li su fanno questo. chiudere. Ascolta Faraone, su questo bisogna dire tutta la verità, che è molto, una storia è molto lunga, non è così veloce. Non è così Diciamola tutta la verità. Diciamola tutta. Quindi alla Allora, fine aspetta, facciamogliela dire a loro la verità. Un Schifani. attimo, fermo Faraone, un attimo. Guardate la questione del nomenclatore, l'abbiamo chiesto ai diretti interessati con Simona Mazzone e Francesco Gigante. Perché siete critici nei confronti del nuovo nomenclatore tariffario? Dovevano entrare delle nuove prestazioni, giustamente, tipo la celiachia, la riproduzione, e servivano circa 800 milioni per queste nuove prestazioni. Cosa è successo? Tanto che non avevano i fondi necessari, hanno diminuito le tariffe delle prestazioni esistenti per sovvenzionare le nuove prestazioni. Questo cosa significa? Che le nostre tariffe sono state diminuite tra il 20 e il 50%. Siamo critici perché è un nomenclatore che esce dopo 20 anni che aspettiamo un adeguamento delle tariffe, esattamente 26, e dopo 26 anni questo nomenclatore ha previsto per la patologia clinica, cioè le analisi, ma per tutte le branche, ha previsto soltanto riduzioni tariffarie. Ci può fare qualche esempio? La visita cardiologica di controllo è passata da 12 euro a 6,30 euro, ovviamente lorde. Questo significa che noi dovremmo fare una visita che dura mezz'ora per 6,30 euro. L'elettrocardiogramma che ce lo hanno retribuito a 10 euro. In particolare per le analisi cliniche ha previsto una riduzione media del 30%
con punte su alcune prestazioni che vanno oltre il 50, 60, in alcune anche l'80%. Per quanto riguarda la struttura privata è una grossa batosta, perché abbassando i costi del tariffario, diciamo, non c'è una compensazione rispetto ai costi che deve gestazionali da parte della struttura privata. Ci fa qualche esempio sui costi? Il costo del PSA era un tempo 7,40 €, adesso è sceso a 3 €. Il mondo della sanità si sta un po' ribellando, pensa che il governo possa avere qualche ripensamento? Guardi, il governo nazionale non ha ripensamenti, perché noi trattiamo col governo nazionale da 7 anni. E la regione siciliana cosa può fare? Può mettere dentro delle risorse proprie, dei fondi propri, e provvedere all'adeguamento tariffario. Confidiamo che la politica ci aiuti e aiuti i cittadini ad avere i servizi che hanno sempre avuto. Si riduce il budget per la sanità, forse il passaggio non è stato molto chiaro, si riduce ovviamente, quindi quando dicono una visita ce la pagavano 12 €, adesso ce la pagano 6 €, tutto quello che manca ce lo mette il cittadino, Faraone, Miccichè, Ciancitto, Barbagallo, insomma così è. Come no? È così, se gli dai meno soldi quello che manca lo paga il cittadino. Non riescono a garantire la visita a quel prezzo in cui la facevano prima. Allora, bisogna raccontare le cose come... I convenzionati esterni della sanità, ma anche le aziende sanitarie pubbliche, non sono in grado e non possono fare un bilancio preventivo basato sulle prestazioni come sempre è avvenuto, perché i conti non tornano più. Se l'esame della prostata, il PSA, viene pagato 3 € anziché 7 €, all'improvviso chi fa questo tipo di esame dovrebbe dire: cari signor utenti che temete di avere il cancro alla prostata, noi dobbiamo chiudere questa struttura perché noi con questi soldi non riusciamo a coprire i costi, è una cosa elementare. La vicenda paradossale è che mancano all'appello circa 50 milioni di euro e quindi noi abbiamo il sistema della sanità al collasso, perché la regione siciliana dovrebbe trovare 50 milioni di euro, che è molto meno degli 80 milioni di euro che sono stati regalati agli esponenti di maggioranza e di opposizione per fare le sagre e per fare le feste di paese. Ciancitto. Allora, la storia bisogna raccontarla tutta. Nel frattempo, scusi Ciancitto, arriva una nota diciamo da Palermo che dice: sono stati convocati ovviamente tutti i laboratori, sono stati tutti i convenzionati per martedì 21. pomeriggio. Mi ha comunicato poc'anzi il dottor Iocolino che si sta attivando per risolvere la problematica insieme al governo. Insomma, la buona volontà in questo caso, Faraone, mi dispiace qua convocare. Ascolti, bisogna raccontarla tutta la storia, perché se non si racconta tutta la storia è lunga e nasce nel 2017, quando Faraone era sottosegretario alla salute del governo Gentiloni, credo col ministro Lorenzin, quando decidono giustamente di aggiornare i LEA, i livelli essenziali di assistenza, che erano fermi per i laboratori al 1993 e per la protesica al 1996. Con i passi veloci che fa la medicina e la scienza di oggi era giusto aggiornare i livelli minimi di assistenza. E quindi viene fatto questo nuovo nomenclatore. Successivamente un governo successivo, credo Speranza, dà un incarico alla Bocconi di stabilire quali sono le vere tariffe adeguate da pagare agli accreditati per le singole prestazioni. E la Bocconi tira fuori quel tariffario. Che non è che viene fuori così, viene fuori perché viene fuori da un'economia di scala che non esiste nel nostro sistema sanitario regionale, che invece è presente in altri sistemi sanitari sia regionali che anche europei, e quindi determinate prestazioni non puoi pagarle a quella tariffa, ma devi pagare a tariffe differenti. Dal 2017, dobbiamo dire una cosa, dal 2017 ad oggi tanti cittadini siciliani, perché la regione faceva parte del piano di rientro, non avevano tante prestazioni, perché nel frattempo queste prestazioni che sono state inserite oggi dal governo Meloni nel nomenclatore tariffario nuovo, e quindi sono legge e quindi uguali in tutto il territorio nazionale, in Lombardia, in Veneto, in Toscana, in Emilia, quindi regioni di tutti i colori, avevano già dei LEA differenti che vanno anche oltre quelli che sono stati approvati oggi al governo nazionale. Noi non potevamo avere dei LEA diversi perché siamo in piano di rientro. Quindi questo consente che non sono
10 prestazioni, 20 prestazioni in più, celiachia, procreazione medicalmente assistita, sono circa 1000 prestazioni in più che sono state inserite, importanti, con un inserimento anche di risorse economiche in più, circa 550 milioni di euro, non pochi, e poi lo studio era quello, e da quello dovevamo partire, non potevamo rifare altro. C'era un'economia di scala che non è presente nel sistema sanitario regionale. Visto questo, qualche mese fa, no, aspetti, farò. Proprio lei ha presentato alla finanziaria nazionale un emendamento dando la possibilità alle regioni di adeguare le tariffe. Il governo ha riformulato, lo ha accolto, in parte riformulato il suo emendamento, bisogna dire cose come stanno. E ha detto che anche le regioni che sono in piano di rientro, ma sono in equilibrio di bilancio, come la Sicilia, perché la Sicilia è in equilibrio, possono stanziare delle risorse e ripianare questo. La verità è che la regione doveva avere interlocuzioni più forti col governo nazionale, ma non è la responsabilità del direttore Iacolino che ha lavorato tanto. Vedo qualche carenza politica che doveva, quindi già nelle variazioni di bilancio stanziare le risorse. Ma non mi questa è la verità e nessuno può dire differenza da questa. Sul tema. No, il collega Ciancitto ha fatto una ricostruzione attenta. Qua il punto è un altro, quello che interessa al Partito Democratico e credo quello soprattutto che interessa ai siciliani. Io non trovo nulla, non mi scandalizza il fatto che alcuni convenzionati privati richiedono una tariffa diversa oppure lamentano pretese nei confronti della regione. Queste contrattazioni, conflittualità... Non essendoci un'economia di scala, tu devi fare una trattativa diretta. Ma questo è legittimo, Francesco, il tema è un altro, che a pagare questa situazione di incertezza sono i cittadini, perché quando la gente va a fare le analisi o va dal medico di famiglia per una prescrizione e gli viene detto no, perché ci sono stati anche i provvedimenti giudiziari, questa contrattazione poteva durare mesi, anni, non si toccano da 25 anni e vale la stessa cosa per il tema della fragilità a proposito della retta. Questo è un nomenclatore che è stato approvato in conferenza Stato-Regioni. Sì, ma non è che il Ministero, il Governo nazionale... Ma la Regione doveva prevedere questa difficoltà e adeguarsi quando per mesi, ora diamo un disservizio di questo, che sulla medicina di territorio per le visite specialistiche e l'accesso sui laboratori d'analisi, tu non riesci ad avere le prestazioni garantite, perché questa tensione, questa attività giudiziaria non è che finirà domani mattina, andrà avanti per mesi fra reciproche pretese. Concertazione preventiva con i convenzionati esterni, questo lamentano. Gli importi sono stati stabiliti sulla base dello studio della Bocconi e non sono state ascoltate le associazioni che rappresentano il tema è questo, scusa Luca, c'è un altro tema che sta arrivando, che è quello dell'adeguamento dei costi sulla fragilità per gli anziani, per RSA e CTA, dove l'Aula ha votato l'adeguamento e la Regione non è in grado di farla perché non ci sono le risorse. Quindi l'idea che c'è una regione acefala dal punto di vista della gestione della sanità è sotto gli occhi di tutti, ogni giorno c'è un problema diverso. Allora, spero che magari la verità è quella che dice dobbiamo andare un attimo in pubblicità, torniamo subito dopo. Rientriamo, interessante questa storia del nomenclatore tariffario, le tariffe, i ticket tutti quanti però ogni tanto la spiegavano qualche cosa. Allora, spieghiamolo bene. Faraone, lei che è quello più critico su questa questione. Cosa succede al cittadino che chiede una prestazione sanitaria a pagamento, cioè pagando il ticket? Cosa succedeva prima e cosa succede adesso? Ma intanto lasciatemi dire, la ricostruzione che è stata fatta poco fa è una ricostruzione correttissima, però il problema è uno: tu hai mai visto qualcosa che non hai aggiornato economicamente per 26 anni, con i costi che sono aumentati abbondantemente? Le rendite catastali. Vai ad aggiornarle e tagli con una media del 30, loro vogliono mantenuti il tariffario del 93. Non vogliono mantenuto il tariffario del 93, non è che lo vogliono aggiornato, vogliono mantenuto quel tariffario. Scusate, la spiegate a me questa cosa? Cioè, io vorrei spiegatela a me, io sono il telespettatore. Che cosa succede a me che ho bisogno di una prestazione, di una prestazione sanitaria a pagamento? Oggi pago una cifra, ieri pagavo una cifra, 50 euro, 100 euro. Adesso che succede con questo nuovo nomenclatore tariffario? Me la fanno la visita allo stesso prezzo? Mi costa di più? Non me la fanno? Cosa succede, Ciancitto?
Allora, la sanità convenzionata vuol dire che fa la clinica privata o il laboratorio d'analisi, fanno un accordo con la regione siciliana e nell'accordo dicono che le prestazioni devono essere pagate ad un certo prezzo piuttosto che un'altra ancora. Se l'accordo non c'è, il laboratorio d'analisi potrebbe anche determinarsi, così come è accaduto in queste settimane, nel non caricarsi più l'accordo con la regione, quindi non percepire le eventuali risorse che la regione gli dà perché le reputa troppo basse, e scaricare interamente al cittadino il costo della diagnosi. Allora, vi faccio un esempio: un cittadino è venuto l'altro giorno, è arrivato un cittadino da me che è in cura ed era in cura come paziente, che gratuitamente aveva avuto questo servizio da parte del laboratorio d'analisi perché aveva avuto un tumore alla prostata, e quindi tutto quello che riguardava le azioni che svolgeva per le analisi di quel tipo di diagnosi erano tutte gratuite. Quando si è recato allo stesso laboratorio, gli ha chiesto di fargli le stesse analisi, il laboratorio gli ha detto: noi coi soldi che ci davano prima ci danno di meno, non ci arriviamo più. Quindi per questo mese paga lei, e gli hanno chiesto 180 euro. Questo è quello che si è verificato in una condizione temporanea. In realtà questo non si può fare perché una struttura accreditata. Come non si può fare? No, non si può fare. La struttura accreditata non può, perché è come se fosse una struttura statale. Non si può. Questo in realtà non si può fare. Se no rinuncia all'accreditamento. Questo non si può fare. Non io sentire Miccichè, che è uno bello verace del popolo. Dov'è Miccichè? È un'ora che cerco di intervenire. Io non sentivo. Guarda, che succede? Allora, qual è dov'è il microfono? Farò una saluta. Posso? Prego, Miccichè. Allora, io dico che a pensare male si fa peccato, ma spesso si indovina. Ho qualche dubbio, qualche sospetto. Oggi in Sicilia ci sono delle importanti strutture nazionali che ovviamente hanno soltanto che il piacere che quelle piccole, che i piccoli laboratori falliscano, perché grazie alla Bolkestein fanno magari se li prendono. Oggi questa situazione che si è venuta a creare, al di là di quello che costa al cittadino, quello che crea realmente è l'indebolimento forte di tutti i laboratori di analisi, di alcune cliniche private, che saranno obbligatoriamente penalizzate da questo fatto, perché avranno meno clienti, o se hanno gli stessi clienti avranno meno utili, meno introiti. C'è uno scientifico operazione per indebolire i piccoli. Scusami, è così, parliamoci chiaro, è così. Allora io l'unica garanzia che chiedo al collega di Fratelli d'Italia è: siamo sicuri? Io ero felice quando è arrivato il San Donato e quando è arrivata la Humanitas, perché sono strutture importanti che alla nostra regione servono. Ma siamo sicuri che queste prestazioni nel giro di poco tempo non le facciano tutte loro? Questo, io ripeto, sono uno sempre che sospetto, che ho sempre dei dubbi, però quantomeno ho il coraggio di dire le cose che penso e le dico chiaramente. Io oggi ritengo che una situazione di questo genere, anche per le persone che l'hanno create, perché oggi sappiamo chi è che guida il San Donato, sappiamo i rapporti che chi guida il San Donato ha con importanti dirigenti dell'assessorato alla sanità. Allora, se io ho la certezza che questo non avviene, penso che il problema si risolva. Se invece è una manovra che si sta facendo per favorire qualcuno rispetto ad altri, Pappagallo, l'avete scritto al PD per salvare... mi metterei a piangere. No, con Gianfranco ci conosciamo da tanti anni, quindi per pensare queste cose evidentemente ha le sue buone ragioni. Noi non entriamo nel merito di queste riflessioni di Gianfranco, che ci preoccupano molto. Noi però diciamo che c'è un'evidente inadeguatezza dell'assessorato alla salute anche nel gestire
queste prime giornate, proprio perché la finanziaria è stata approvata il 22 dicembre, l'indomani l'assessore regionale alla salute doveva dire: guardate, in 15-20 giorni riorganizziamo la macchina, si farà così. Oppure, siccome abbiamo poco tempo, il nuovo tariffario entrerà in vigore il 1° marzo, nel frattempo ci saranno i contenziosi, ci sarà la contrattazione, ci sarà una nuova macchina che si deve rodare e certamente non i pazienti che il 2 gennaio vanno nei laboratori da analisi e non hanno più diritto alla prestazione. Siamo, come dire, il punto più basso dell'organizzazione della sanità in Sicilia, una vergogna. Nel frattempo succede questo: in settimana abbiamo mandato questa testimonianza all'interno dei nostri telegiornali, una paziente che ci ha chiamato perché aveva richiesto una visita ovviamente alla sanità, non quindi a noi. Chiamano pure in studio no, chiamano, a noi segnalano il disservizio. Guardate che cosa è successo a questa signora. L'intervista è stata raccolta da Tonino De Mana. Mi alzo da alcune mattine con gli arti inferiori e superiori gonfie. Ho contattato la mia dottoressa e mi diceva che avevo necessità di fare una visita reumatologica. Contatto tramite il CUP l'ospedale presidio ospedaliero San Marco, dove rimango in attesa per parecchio tempo, ma alla fine mi reputo fortunata perché riesco a parlare con la signora, dove mi dice: questo accade l'8 di gennaio del 2025, dove mi dice che c'è disponibilità per il 28 di gennaio. Mi dice di prendermi l'appunto per segnarmi il padiglione e il piano, però poi alla fine mi dice: guardi che è 2026, c'è un po' di attesa. Quindi io sono veramente senza parole, cioè, io sono un soggetto fragile, ho bisogno della visita. Un anno. C'è Gitto, questo. Mi sembra strano perché l'azienda Policlinico è una delle migliori aziende siciliane e ha aperto la struttura anche i sabati e le domeniche per abbattere liste d'attesa. Almeno questo è quanto ho letto e dichiarato da parte del direttore. E credo siano già in funzione. Che già siano in funzione, quindi mi sembra strano questo discorso qua. La realtà è che sulle liste d'attesa bisogna, ma come su tutta la sanità, vede? Quello che stiamo vivendo oggi non è frutto di errori di oggi, è frutto di errori di oggi, come ha detto poc'anzi l'amico Endoni, perché bisognava programmare dopo il 22 dicembre velocemente e adeguare queste tariffe o stanziare delle risorse. Ma tutto quello che si vede oggi per le liste d'attesa, nei pronto soccorso, diceva Farone, è frutto di 15 anni di tagli alla sanità, di blocco di assunzione del personale, di errore nel reclutamento e nel numero di ingresso nella facoltà di medicina, nel non rendere appetibile la professione di infermiere, la professione nelle aree di urgenza ed emergenza. Ora non è che un giorno si possono risolvere tutti i problemi. Allora ci sono alcuni settori che sono la sanità, il welfare, che andando, come diceva l'onorevole Miccichè, andrebbero gestiti dalla politica. A maggior ragione in questo momento, perché secondo me è necessario ascoltare e capire dove ci sono le debolezze, le difficoltà maggiori e come va riformato il sistema sanitario regionale. Poi quello che oggi è stato fatto, io non voglio fare difese d'ufficio, ma quello che ha fatto fino ad oggi il dottore Iacolino, hanno fatto qualcosa. È vero che per martedì hanno convocato già su questa storia, perché poi è diventato... però è necessario, secondo me, organizzare meglio il sistema e questo lo può fare solo la politica. E volevo, scusami Endoni, volevo dire un'ultima cosa a proposito della Bolkestein. Il Parlamento ha rinviato l'applicazione della Bolkestein al settore, alla sanità, con volontà unanime, perché c'erano emendamenti presentati da parte di tutti i partiti, perché a me piace dire le cose come stanno, sia del centro-sinistra che del centro-destra, per cui la Bolkestein nel settore sanitario entra in vigore dal 1° gennaio 2027. Allora, Miccichè, insomma anche qui la storia insomma, che si ripete, è stato, diciamo, ne ha visti tanti, presidenti della regione, governi, insomma questo della sanità sembra veramente un tema che non riesce mai a trovare il bando, no? Cioè l'inizio per poi così sbrogliare. Il problema, continuo a insistere che il problema è squisitamente politico. Io sono convinto che dal punto di vista tecnico la Faraone sarà brava e risolverà i problemi che si possono risolvere dal punto di vista tecnico, ma qui il problema è politico, sia nella gestione dei privati, sia delle cliniche private che complessivamente della sanità privata. Io sono uno assolutamente favorevole alla sanità privata, ma quella nostra. Ecco, se ogni prestazione che viene eseguita da una clinica privata costa il 25% in meno di quanto costa al pubblico,
Possiamo pensare che è meglio continuare a farle al pubblico, meglio farle fare al privato e la regione stessa risparmia. Però, ripeto, alla nostra Non ai sanità gruppi, privata. dice, che vengono da fuori a Se invece trarre. dobbiamo Chiarissimo, andare a favorire gruppi e lobby che non sono siciliani, tanto per continuare a foraggiare e altre regioni e noi essere sempre presi in giro, questo mi dispiacerebbe. E per questo dico e invito tutti a fare una riflessione, specialmente l'amico di Fratelli d'Italia, perché probabilmente alcune operazioni non ci sanno nemmeno, però sei tu il primo che devi capire se è vero oppure no, perché se queste prestazioni devono essere regalate ad altre regioni, all'estero, perché la gente deve andarsene fuori, perché qua chiudono tutti i centri di analisi, ecco, io mi guarderei bene dal farlo, farei qualche sforzo, anche perché oggi, quando si dice che non ci sono i soldi per i convenzionati, ragazzi miei, 2 anni fa la sanità aveva 9 miliardi e mezzo di bilancio, oggi ne ha 11 miliardi. Ci sono Certo, un è miliardo assurdo, e mezzo in più. Non è che possono mancare 30 milioni per sistemare questa vicenda. Per cui, ecco, è una riflessione da fare. Io ripeto, Chiaro il concetto, Miccichè, Barbagallo. Ma noi da tempo denunciamo uno spostamento preoccupante in Sicilia, più che nelle altre regioni, dalla sanità pubblica verso la sanità privata. È un modello, questo del centrodestra, di spostamento delle risorse verso i privati, che non ci convince per nulla. Noi abbiamo indebolito strutture territoriali, ospedali di periferia, ospedali delle grandi città, a fronte di scarsissimi risultati. Antonio Condorelli, che ha seguito spesso il tema, guardate che in Sicilia le liste d'attesa non sono diminuite. Nonostante questo spostamento di risorse ai privati, le liste d'attesa continuano a non diminuire. Un dibattito lo dovremmo fare non solo tra la politica, ma anche invitando i signori direttori generali e capendo perché, nonostante queste risorse a disposizione, le liste d'attesa non si abbattono. Io credo alla signora, e siccome, come dire, il sentimento che c'è tra la gente, talmente sono scoraggiate le persone che non si curano più in Sicilia. Questo sta accadendo. Non si curano. E quindi o non hanno i soldi per curarsi oppure rinunciano a curarsi. Io credo che di fronte a questo dramma serva una scossa e speriamo che arrivi subito, perché la situazione è insostenibile. Sulle liste però, insomma, ci ha lavorato. Io ricordo l'ultima volta che è venuto qua proprio Iacolino, ora adesso sembra Ma i numeri non sono quelli che dice il direttore. Possiamo controllare a partire dalla nostra provincia, a Catania, le liste d'attesa delle grandi strutture ospedaliere. Allora, sul nomenclatore, scusa Antonio, abbiamo qualche minuto, raccogliendo, diciamo, un video postato sui social dell'ex assessore alla salute Ruggero Razza, devo dire che ha fatto un riassunto molto semplice e facile, anche con una soluzione, diciamo, quasi immediata. Poi vorrei chiedere a Cencitto che ne pensa. Sentite questa, guarda, proprio l'abbiamo raccolto così com'era da un social, Ruggero Razza. C'ero quasi cascato. In questi giorni ho letto sui siti, sui giornali, che siamo prossimi al default dell'attività ambulatoriale in Sicilia, che per effetto del nuovo decreto tariffe si paralizzerà l'attività di tutto il sistema sanitario della nostra regione e che la colpa, perché in fondo questo si legge, è del governo di centrodestra e del governo di Giorgia Meloni e del ministro Schillaci, che oggi ha la responsabilità di guidare il Dicastero della Salute. Poi a un certo punto mi sono svegliato e mi sono ricordato che sulla fine della scorsa legislatura, quando io ero assessore regionale, il nuovo tariffario è arrivato in conferenza Stato-Regioni. E mi ricordo di essere stato tra quelli che ha bloccato quel tariffario. Perché? Perché si prevedevano i nuovi LEA, però non si metteva un euro. Era l'altro governo, non quello di oggi. Non si metteva un euro. E mi sono ricordato, e poi sono andato a spulciare anche su internet, che invece questo governo sul nuovo tariffario ha investito più di 500 milioni di euro e quindi ovviamente la realtà è un po' diversa da quella che io avevo letto sui giornali o ascoltato in televisione. Ed allora mi sono detto, ma quando in questi giorni si è raccontato che bisogna abolire ed uscire dal piano di rientro,
per inciso, noi non siamo più in piano di rientro, ma in un piano operativo di controllo della spesa, che è una cosa diversa e dalla quale spero si possa anche qui presto uscire. Io penso di avere fatto il mio, perché in 5 anni noi non abbiamo fatto un solo euro di debito al fondo sanitario della nostra regione. Ma come vedete non c'entra nulla, perché già oggi il governo e il Parlamento hanno previsto che tutte le regioni che vogliono, per alcune criticità, per alcune specificità del territorio, possono aumentare le tariffe avendo come unico vincolo quello di non fare debito e quindi di non andare a danno della erogazione di livelli essenziali di assistenza sul proprio territorio. E quindi la polemica dov'è? Dov'è la polemica? Lo chiedo anche a chi ha responsabilità oggi. Dov'è la polemica? Bisogna fare quello che prevede la legge. Abbiamo delle nuove tariffe che hanno un incremento con un maggiore investimento che viene dallo Stato e poi c'è la possibilità per la nostra regione, laddove penso ad alcune attività di laboratorio dove effettivamente serve adeguare la tariffa, si può provvedere a livello regionale. Perché al posto di fare polemica non ci si mette a lavorare? La domanda la rivolgo a voi. La domanda la rivolge a noi, cioè qui allo studio. Insomma. È chiaro che il tema è diciamo caldo, no? Cencito, Razza ha ripetuto più o meno. Il tema è caldo, ma io sono convinto che da una parte sia il io governo. Non vorrei che poi insomma i cittadini fossero costretti per questa indecisione, diciamo da un lato all'altro. Lei ha fatto poco fa tra le righe, io l'ho colto, no? Cioè, l'hanno colto anche i nostri telespettatori, un invito alla Regione, cioè siate più dentro le questioni, no? Non lasciate che queste cose vi scivolino addosso, nello specifico sulla sanità. Dov'era la Regione quando si discuteva con Roma di queste storie? No? E questo più o meno il tema, quindi vediamo cosa succederà. Io sono fiducioso che sia da parte degli uffici, dei dirigenti, sia da parte della politica, velocemente, già martedì, ripeto, giorno 21, ci sarà questo primo incontro con le strutture accreditate. Dall'altra parte l'assessorato all'economia e al bilancio doveva mettere sul tavolo una prima parte di risorse, magari non hanno tutti i 40-50 milioni di euro necessari, ne metteranno una prima parte per far sì che si adegui il tariffario, ma ripeto, secondo me le strutture accreditate non possono rifiutarsi di erogare una prestazione, perché una struttura accreditata non è una struttura privata. È un sistema sanitario, non è un privato, è un sistema sanitario nazionale che viene gestito dal privato, quindi non si può rifiutare di erogare una prestazione. Barbarello, poco fa Micciche faceva riferimento a questi grossi gruppi che arrivano in Sicilia, San Donato, Humanitas, eccetera. Ovviamente anche questi hanno, come dire, orbitano, diciamo, o comunque, diciamo, noi sappiamo per esempio che l'ex ministro Alfano in questo momento è il direttore di San Donato, no? Quindi insomma ha come dire, buoni auspici anche con la politica. È inutile nascondersi, no? Poi si arriva anche, diciamo, attraverso queste strade. Ma la situazione è grave da un lato sulla sanità perché abbiamo visto che ci sono buchi e falle di ogni tipo, dagli aspetti che riguardano le attività di ordinaria amministrazione a quella di programmazione. Poi c'è l'aspetto che noi denunciamo da tempo, che è quello delle lottizzazioni, delle clientele e di questo amichettismo degli amici che a nostro giudizio c'è stato riguarda... sempre, sia a destra che sia a sinistra. Sì, diciamo che però dico, negli ultimi anni si è superato un po' il limite e se è vero come è vero che addirittura qualcuno pensa che i grossi gruppi privati, come ad esempio quello di San Donato, riescono a imporre anche i vertici della dirigenza sanitaria, è veramente grave. Non è che la Bolkestein esclude i grossi gruppi privati, la Bolkestein è uguale per tutti, perché nel momento in cui tu indici una gara partecipano tutti i gruppi, per arrivare un gruppo alla Francia, alla Germania, quindi non è che... Che Francesco è un altro, lui dice che ci sono grossi gruppi che poi indicano anche direttori generali di peso e quindi voglio dire chi controlla non lo so, credo che l'allusione, se accade questo, se io non vengo dalla Luna parti, quindi in un contesto, diciamo, in un contesto già debole, voglio tranquillizzare,
se oggi la sanità Diciamo in che Italia- quello era, no, il tema, diciamo, penso. Quindi in un contesto già debole, fragile, difficile e disorganizzato come quello della sanità siciliana, se arriva la logica del più forte e del convenzionato così forte e organizzato che è in grado pure di imporre il dirigente generale, insomma... Siamo oltre, proprio dobbiamo chiudere, ho il tempo proprio dei saluti. Miccichè, allora, l'interpretazione, solo telegrafico, sì o no? L'interpretazione di Barbagallo è stata corretta, sì o no? È corretta, è un timore che io ho, fermo restando che sono contrario a quello che dice Barbagallo sulla sanità privata, perché io invece sono assolutamente favorevole. Mi auguro che la notizia che ci è stata data oggi dell'incontro con gli operatori convenzionati la leggo molto positivamente, per cui probabilmente si potrà trovare una soluzione fra di loro. Continuerò tutta la mia vita ad essere sospettoso. Bravo, va bene. Allora, grazie Gianfranco Miccichè per essere stato con noi, grazie all'onorevole Francesco Ciancitto, grazie all'onorevole Antonio Barbagallo, grazie Antonio Condorelli. Ciao Antonio, ci vediamo la prossima settimana, grazie anche a te. Noi ci salutiamo, appuntamento con Il Punto prossima settimana, sempre sabato, altro tema che non vi anticipiamo, però anche quello scottante, con un'altra testimonianza esclusiva che vi anticiperemo in settimana. Seguiteci sui social, vi anticiperemo qualcosa lì. La pagina su Instagram è Il Punto _TV, su Facebook invece la pagina è Il Punto. Seguiteci sui social e scoprirete anche gli argomenti della prossima settimana. Buon pomeriggio a tutti.